Io non ho promosso questa raccolta, ringrazio per questa attestazione di stima, so che molti cittadini vanno a firmare, magari cittadini che non fanno politica. È una chiamata di popolo, come ho detto fin dall'inizio va bene tutto, però non si può fare tutto a prescindere dalla volontà del popolo. Dopodiché guardate, io non sto portando avanti battaglie personali, quello che dovevo dire l'ho detto, penso a lavorare, oggi sono qui a incontrare operatori come sempre. Una chiamata di popolo, così Luca Zaia da Caorle, dove si trova per la fiera dell'Alto Adriatico, definisce la mobilitazione leghista del fine settimana con 10.000 firme raccolte sui nodi del terzo mandato e del candidato presidente per le prossime regionali, raccolta firme che sta tonificando la base, militanti e non. Nonostante il maltempo, i grandi militanti della Liga Veneta sono scesi in piazza con i loro gazebi a difendere la nostra linea del Piave. Questa mobilitazione, che andrà avanti anche per i prossimi 2 fine settimana, voluta dal segretario Stefani, dimostra che c'è un movimento unito e compatto che sta urlando a grande voce che il Veneto va ai Veneti. Tony Barricaderi, quelli di Villanova, nelle ore in cui il portale Affari Italiani diffonde i risultati di un sondaggio commissionato all'Istituto Demoscopico Lab 21.01, secondo il quale il 67,7% degli italiani, la stragrande maggioranza, vuole che venga cancellato il vincolo del doppio mandato per i presidenti di regione, consentendo così a Luca Zaia e a Vincenzo De Luca di ricandidarsi in Veneto e in Campania. Terzo mandato, retaggio storico da superare, le parole che usa lo stesso Alberto Stefani, segretario veneto del Carroccio, mentre tocca a Gianangelo Boff usare toni all'apparenza più morbidi con gli alleati, il deputato leghista, sindaco di Tarzo, indica la strada della saggezza. Il centrodestra è solido, sta governando bene insieme, secondo me una soluzione la si troverà anche per il Veneto. È ovvio che Fratelli d'Italia non può prescindere alla storia che noi abbiamo come Lega qui in Veneto, con Luca Zaia, con i bravi amministratori che abbiamo, con i tanti comuni che amministriamo. Secondo me alla fine si arriverà a una soluzione saggia che consentirà di governare insieme in Veneto e anche a Roma.